Il nostro moderatore ha già rotto il ghiaccio, quindi ha già anticipato il significato di questo incontro, conoscere per poter affrontare il grande problema. Noi ingegneri siamo coinvolti nel tessuto economico e quindi dobbiamo portare il nostro impegno. Il titolo è esattamente quello che noi vogliamo fare, dobbiamo fare e faremo anche nei prossimi anni. Nessuno può ritenersi al di fuori di questa criticità e dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo essere informati. Noi abbiamo una serie di obblighi istituzionali come ordini, che appunto il più importante ritengo è quello della formazione continua. Oggi ci stiamo formando su un tema insolito per noi ma fondamentale per la nostra professione. Scusate un secondo. Devo ringraziare in primo luogo le due presidenti degli ordini di Belluno e di Treviso, Eleonora Dalla Corte ed Eva Gatto, che sono state quelle che all'interno del nostro Consiglio FOIV hanno praticamente imposto questo incontro. Hanno detto dobbiamo portarlo avanti. Il nostro Consiglio, all'unanimità, senza avere nessun timore, ha detto sì, partiamo e oggi siamo qui in questo convegno che è un risultato estremamente importante. FOIV fa parte del CUP, che è il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali del Veneto, e il CUP ha siglato con Regione Veneto un protocollo d'intesa sulla legalità per la divulgazione della cultura, appunto della legalità. Con noi oggi c'è il consigliere Roberto Bett, che è il responsabile della cabina di regia del protocollo di legalità, che poi ci dirà alcune cose estremamente importanti. Avremo anche grandissimi ospiti, molto importanti, che ringrazio per la partecipazione e il contributo che daranno a questo convegno. Ringrazio le autorità che ci supportano e tutti voi partecipanti, ingegneri e non, perché gli ingegneri da soli non riescono ad affrontare il problema. Dobbiamo lavorare insieme, questo è un altro esempio di obbligatorietà di collaborazione. La multidisciplinarietà la si manifesta sia negli aspetti tecnici ma anche in questo ambito. Ringrazio la partecipazione anche di FOAV, la Federazione degli Ordini degli Architetti e dei Geometri, Collegio dei Geometri Veneti, con i quali noi collaboriamo fattivamente e questo sarà un altro canale di collaborazione. Doveva essere con noi anche il Ministro, vi leggo il messaggio, come sapete purtroppo non è venuto. Gentile Presidente, mi rincresce non poter partecipare all'importante convegno da voi organizzato perché quel giorno subentreranno impegni di governo che richiedono la mia presenza a Roma. Formulo i migliori auguri di buon lavoro e porgo un cordiale saluto. Carlo Nordio. Come sapete oggi c'è stato, e forse è ancora in corso, un Consiglio dei Ministri straordinario sulla drammaticità dell'immigrazione e le criticità che ci sono connesse. Più tardi sarà con noi l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi, che dovrebbe arrivare a momenti, e che darà un saluto, soprattutto per quanto riguarda un saluto che porterà di Chiara Colosimo, che è la Presidente della Commissione Antimafia. Quindi appena sarà con noi le lasceremo la parola. Vi ringrazio ancora della partecipazione, del contributo che saprete dare alla fine di questo convegno nei vostri ambienti di lavoro, in tutti i nostri ambienti di lavoro. Grazie ancora. A questo punto chiamo sul palco Eva Gatto, Presidente degli Ordini degli Ingegneri di Treviso, per il suo saluto. Insomma, una delle ideatrici di questo percorso che sembra non essere, cioè il primo ma non l'ultimo, no? Di sensibilizzazione. Prego. Allora, grazie per essere qui oggi così numerosi. Permettetemi di leggere due brevi brani estratti dal nostro regolamento deontologico. È dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali e alla legge,
sottraendosi a ogni forma di condizionamento diretto e indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale. E ancora, l'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterni di qualunque natura. E come ha già anticipato il Presidente Gasparetto, è di primaria importanza diffondere la cultura della legalità per sensibilizzare gli ingegneri su quelli che sono i rischi della presenza della criminalità organizzata nell'esercizio della professione. Noi abbiamo come obiettivo nello svolgimento della nostra attività quello della tutela della collettività e la tutela della collettività passa anche attraverso questo tipo di eventi. Siamo in un territorio particolare, sono imminenti le Olimpiadi Milano-Torino del 2026. Siamo in epoca PNRR, siamo un'area ad alta vocazione produttiva e questo sicuramente crea appetibilità ma anche vulnerabilità da parte delle organizzazioni criminose. E per questo riteniamo che la prima forma di contrasto alla criminalità organizzata sia quello di parlarne. E noi abbiamo un dovere civile, abbiamo un dovere morale e come professionisti abbiamo anche un dovere deontologico. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Allora, assieme a noi anche Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso. Grazie di ospitare questo bell'evento. A lei il palco. Grazie, benvenuti in provincia di Treviso. Un saluto a tutte le autorità civili e militari e religiose presenti, in particolar modo a Sua Eccellenza il Prefetto, il signor Questore, a Don Luigi Ciotti e a tutti voi. Fare rete, fare sistema è quel che serve oggi in un territorio anche il nostro, un territorio che appunto vede diverse risorse, ingenti risorse che verranno calate a terra, come si suol dire. 100 milioni per quel che concerne l'edilizia scolastica e quindi serve che ci sia un presidio e una sensibilità rispetto al tema delle mafie. Ci insegnano, ci dicono che non si vedono, però ci sono, laddove c'è ricchezza, laddove c'è tessuto socio-economico importante, le mafie ci sono. E quindi lavorare in rete credo sia il miglior sistema per mettere in pista gli anticorpi che servono, gli anticorpi necessari per tutelare la legalità. Gli enti lo stanno facendo, a me viene in mente il protocollo siglato con la Guardia di Finanza, vedo il saluto del comandante provinciale, piuttosto che con i carabinieri per la gestione, per il NOE, per i rifiuti, che anche lì è un tema insomma molto delicato. E quindi facendo rete, facendo sistema, noi mettiamo in pista tutto ciò che serve per evitare che il pericolo e le insidie mafiose che in questo territorio si stanno purtroppo diramando si possono in qualche modo camminare. Serve soprattutto far capire che c'è, perché purtroppo nella mentalità è ancora piuttosto diffuso che il nostro è un territorio immune da quel fenomeno. Purtroppo non è più così. Quindi grazie all'Ordine per aver promosso questo momento di incontro e di formazione che aiuta tutti noi a evidenziare appunto cosa bisogna fare per sconfiggere questa malavita. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie mille. Aspetta. Grazie mille ancora. A questo punto chiamo sul palco Davide Acampora, delegato per la legalità del Sindaco Conte del Comune di Treviso, che è qui con noi per dire due parole. Grazie mille. Buongiorno a tutti, per me è davvero un onore essere qui, insomma, davanti a una platea così importante, anche con personaggi davvero di spessore. Vi ringrazio davvero per questa opportunità. Io sono un delegato del sindaco per la legalità. Cosa significa? Che l'amministrazione comunale ha deciso di concedere una delega, un referato ad hoc per la legalità, quindi
ha preso un consigliere e gli ha dato, diciamo, questo compito. Questo cos'è? Un segnale che fa capire quanto sia importante la legalità per il Comune di Treviso. Cioè proprio io adesso, diciamo che siamo appena stati riconfermati qua a Treviso a maggio, quindi adesso la mia attività comincia adesso da settembre, dopo la pausa estiva, e quindi c'è molto da imparare per quel che mi riguarda, e oggi naturalmente è un'opportunità per farlo, ma soprattutto per capire quali sono, no, cosa possiamo fare noi come amministrazione per poter lottare contro la criminalità organizzata, a favore della trasparenza e della legalità. E quindi davvero queste occasioni sono importanti, anche la stessa partecipazione di oggi per quanto mi riguarda è importante. Il Comune di Treviso fa parte anche di un protocollo di avviso pubblico, che è una rete, diciamo, a livello nazionale, dove i comuni possono scegliere di aderire. Noi siamo aderenti già da diversi anni, e quindi questo manifesta ancora di più quanto per noi è importante il tema, okay? Soprattutto, come diceva il Presidente Marco poco fa, in un periodo di PNRR, Olimpiadi, di tanti soldi che girano, no? Perché lo stereotipo della mafia con la lupara e il pizzo forse è qualcosa che ancora c'è, ma forse nel profondo sud. Adesso la criminalità agisce con i colletti bianchi, no? Dove ci sono soldi, dove c'è l'alta finanza. Ecco, lì dobbiamo colpire. E questo è il nostro impegno, l'impegno del Comune di Treviso, e questa delega che mi ha dato Conte rappresenta. Noi naturalmente formiamo il nostro personale per poter, diciamo, in sede proprio dire, quando si redigono gli appalti, quando diciamo abbiamo anche fondi pubblici da gestire, quindi questo è il nostro impegno. E il nostro impegno anche firmare protocolli d'intesa, come ricordava il Presidente, quello firmato a marzo dell'anno scorso, proprio qui in provincia con la Guardia di Finanza, in tema di PNRR. Promuovere la cultura della legalità, quindi partecipare anche quest'oggi a questo evento è una promozione della cultura della legalità, e naturalmente anche in occasione di tutte quelle giornate che la nostra Repubblica ha ufficializzato, come il ricordo di Falcone Borsellino e quant'altro, quindi tutte quelle giornate in cui noi amministrazioni partecipiamo nelle scuole promuovendo eventi che fanno capire, insomma, quanto è importante questo tema. Io ringrazio ancora tutti per questa opportunità, ringrazio l'Ordine degli Ingegneri, ringrazio le autorità qui presenti, civili e militari, ma anche religiose. Vi auguro buon lavoro, buon convegno, e grazie per quello che fate, per il vostro impegno per la legalità. Grazie mille. Prossimo nostro relatore, Roberto Bett, consigliere regionale, cabina di regia, protocollo di legalità della Regione Veneto. Assieme, a fianco a lui, insomma non parlerà, ma insomma ci fa piacere sapere che è con noi, l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccini. Prego. Grazie, buona giornata a tutti. Saluto anch'io le autorità presenti, tutti gli ingegneri. Saluto l'assessore che è qui anche in veste di ingegnere, che fa parte della Commissione per l'Ingegneria Forense del FOIV, e quindi particolarmente attento a questa tematica, e direi anche invito il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri a invitarlo magari a un futuro convegno proprio sui temi magari dell'ambiente che segue in Regione, che hanno dato luogo a una serie di iniziative portate avanti proprio da lui per la promozione della legalità e per limitare appunto queste presenze mafiose in Veneto. Allora, io sono qui in qualità di rappresentante della cabina di regia del protocollo sulla legalità che la Regione Veneto ha stipulato nel 2019, e in primavera di quest'anno ha rinnovato questo protocollo unico in Italia, perché rappresenta al suo interno 28 tra parti sociali, associazioni, categorie, sindacati, ovviamente l'associazione comuni, l'UPI, Un'Industria, Banca d'Italia, e per finire con il Comitato Unitario degli Ordini Professionali. Quindi tutti gli ordini professionali si siedono attorno a questo tavolo chiamiamolo della legalità, e promuovono tutta una serie di iniziative. La logica che la Regione si è data rispetto a questo protocollo è che
per combattere la criminalità organizzata bisogna essere organizzati e quindi bisogna fare squadra, ognuno per il proprio ruolo, mettendo in riga tutta quella serie di iniziative che tra l'altro sono già in corso. Per esempio la Regione del Veneto ha già stipulato tutta una serie di protocolli dedicati. Ne cito qualcuno, quello sui fondi del PNR con la Guardia di Finanza, piuttosto quello con le prefetture di Treviso e Vicenza su una delle opere più grandi che stiamo realizzando in Italia, che è la Pedemontana Veneta, piuttosto che altri protocolli legati allo scambio di informazioni sugli appalti pubblici di forniture e servizi nella pubblica amministrazione. Ecco, l'obiettivo è quindi coordinare tutte le iniziative in maniera tale che ognuno, per quanto di sua competenza, possa alzare le antenne e segnalare quelle che possono essere situazioni sospette, situazioni anomale, o comunque essere attenti a evitare che la criminalità organizzata possa operare liberamente nel nostro territorio. La Regione non ha competenze in materia repressiva, quindi diciamo la fase patologica delle indagini e dei processi appartengono appunto alle forze dell'ordine e alla magistratura. Noi abbiamo dei compiti di natura preventiva, di natura formativa, tant'è che nell'ambito di questo protocollo abbiamo fatto un mese fa un convegno a Mestre proprio sul tema delle infiltrazioni mafiose. C'era il prefetto, c'erano dei docenti universitari. Stiamo facendo formazione alla polizia locale per quanto riguarda anche il tema del riciclaggio. Ecco, voi professionisti siete, secondo così la visione che abbiamo noi, le sentinelle della legalità sul territorio. Fate parte di tutti quei soggetti che in relazione all'attività che svolgete, qui parliamo di appalti pubblici, parliamo di utilizzo dei fondi europei, piuttosto che, si diceva prima, dei fondi legati alle Olimpiadi di Cortina, ma direi anche siete quelle sentinelle della legalità che si devono occupare anche del tema dell'antiriciclaggio. Noi siamo uno Stato che è stato tra i primi, su ispirazione del giudice Falcone, a introdurre una normativa, Rognoni-La Torre, che ha introdotto il reato di riciclaggio, e poi siamo stati tra i primi a applicare le direttive europee in materia di antiriciclaggio. Per darvi due numeri, il riciclaggio, le segnalazioni di operazioni sospette nell'ultimo semestre del 2022, dati della Direzione Investigativa Antimafia, ci sono state oltre 80.000 segnalazioni di operazioni sospette. Di queste 80.000, 45.000, quindi più della metà, hanno dato origine ad indagini e a procedimenti che sono in corso. Ecco, di queste 45.000, la DIA ci dice che il 90% arriva dal sistema economico, dal sistema bancario e finanziario, quindi dalle banche, che sono su questo tema particolarmente attente, perché poi il denaro passa attraverso i conti correnti. Le rimanenti segnalazioni, per esempio i professionisti segnalano il 2% di queste operazioni sospette. Quindi secondo me su questo fronte, su questa normativa c'è ancora molto da lavorare. Lo dico anche nei confronti degli amministratori pubblici e quindi dei comuni, sui quali le segnalazioni sospette, gli indici di anomalia e l'attenzione a questo tipo dell'applicazione di questa normativa è ancora molto debole. Si dovrebbe lavorare di più su questo fronte, e su questo fronte come Regione noi stiamo investendo in convegni, in formazione, soprattutto per esempio per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Anticipo che entro fine anno arriverà anche un piccolo vademecum che avrà proprio l'obiettivo di sensibilizzare gli uffici tecnici, gli uffici comunali su questa problematica, tenendo conto, come diceva il procuratore capo Cherchi, che qui in Veneto, come si è detto prima, non siamo più di fronte a infiltrazioni mafiose, ma siamo di fronte a una presenza radicata della mafia in tutti i settori dell'economia, dall'edilizia alla gestione dei rifiuti, a tutti i settori merceologici, perfino ad arrivare alle attività più evolute in tema di criptovalute e di metaverso. E quello che lamenta il procuratore è che questo tipo di attività trovano terreno fertile dove non c'è una cultura della legalità, dove non c'è un'attenzione, una sensibilità sufficiente. Ecco, questo convegno, e faccio i complimenti all'Ordine di Ingegneri, va proprio in questa direzione: alzare l'attenzione, individuare best practice, parlare della presenza mafiosa in Veneto. Serve a essere
coscienti, avere la coscienza della presenza e la conoscenza del fenomeno, perché questo fenomeno si combatte solo conoscendolo. Quindi buon lavoro ai relatori, complimenti agli organizzatori e spero che questa collaborazione, questo fare squadra tra tutti i soggetti impegnati alla lotta alla mafia possa continuare. La Regione è con voi e insieme a voi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie mille. Dato il consigliere un paio di numeri, insomma, su cui riflettere anche piuttosto interessanti, ha parlato anche di CUP, il del Comitato Unitario Professori. Abbiamo il vicepresidente Innocenzo Megali qui per un saluto. Grazie, porto il saluto del Comitato Unitario delle Professioni, alle autorità presenti, a tutti i partecipanti, agli organizzatori con i quali mi complimento per l'elevato tenore dell'occasione che viene offerta oggi pomeriggio. I professionisti facenti parte del Comitato Unitario delle Professioni sposano pienamente i principi a cui si sono ispirati gli ordini di ingegneri, perché i principi della qualificazione professionale mediante la formazione continua e dell'etica nell'agire quotidiano sono caratteristiche che riguardano tutti gli ordini professionali e tutti gli appartenenti. Quale può essere l'impegno delle professioni nel contrasto alla mafia? Se la mafia non può essere affrontata soltanto sotto il profilo del diritto penale della repressione, perché vuol dire intervenire in un momento in cui le infiltrazioni o la presenza è già conclamata, si deve agire nell'attività della prevenzione. In questo si indirizza il protocollo che è stato firmato con la Regione anche da parte del Comitato Unitario delle Professioni. La nostra è una normativa anche evoluta sul fronte della prevenzione, perché abbiamo degli strumenti in attuazione di direttive dell'Unione Europea che sono in grado di fronteggiare il crimine, e il ruolo dei professionisti è quello di affiancare imprese e cittadini nella delicata opera di attuazione delle norme. Il principio che il legislatore ci ha dato è quello di attenta identificazione dei rischi in vari settori, soprattutto nel settore dell'economia. Qual è il momento in cui la mafia può aggredire il patrimonio e il tessuto economico? Nel momento di difficoltà. E allora l'intervento del legislatore è stato quello, in materia ad esempio di riforma della normativa sulla crisi d'impresa e del fallimento, di individuare degli assetti organizzativi, dei momenti in grado di anticipare il fenomeno della crisi per evitare che si arrivi troppo tardi, quando ormai l'attività produttiva è definitivamente cessata. Sotto questo profilo possiamo individuare degli strumenti di prevenzione, di attuazione delle regole e di fare in modo che tutti questi strumenti di attuazione, anche sul piano dei piani anticorruzione, cui si devono adeguare imprese e pubbliche amministrazioni, modelli organizzativi, adempimenti volti a prevenire, possano avere un sistema di controllo, anche sotto il punto di vista del controllo nelle situazioni economiche, nei bilanci delle imprese, nell'attuazione di tutti gli obblighi in materia di prevenzione, dalla sicurezza sul lavoro a quella della lotta alla criminalità. I professionisti sono a fianco delle imprese e hanno degli obblighi sanzionati non soltanto sulla base della normativa vigente, ma anche sulla base dell'attività degli ordini professionali. Quindi ringrazio tutti e auguro buon lavoro. Grazie mille. Ultimo dei saluti iniziali, Luca Scappini, consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Mi sono preparato 2 righe. Ovviamente sono molto onorato di portare i saluti del Consiglio Nazionale, del Presidente Domenico Perrini, di tutto il Consiglio, per questa iniziativa che ho visto un attimino nascere un po' di lato, ma ha coinvolto tutti gli ingegneri del Veneto. E sono molti anni che la mafia è presente nel nord e in Veneto, lo sappiamo, non possiamo nasconderci da questo dato. Secondo le più recenti stime di Banca Italia e della DIA, si calcola che circa il 6-7% delle aziende operanti sul territorio regionale sia a rischio di infiltrazioni mafiose, per un numero complessivo di attività
che si aggirerebbe attorno alle 8.000 unità. Le mafie hanno infatti nel corso del tempo dimostrato di possedere una capacità di adattamento al tessuto sia economico che sociale che produttivo, che le ha portate oramai ad essere presenti su tutto il territorio nazionale e anche qui da noi. Non passa giorno che la Commissione Antimafia non inviti il tessuto istituzionale a mantenere alta la guardia per evitare che le mafie si infiltrino negli appalti e nei progetti, motivo per cui tutti noi dobbiamo essere vigili e l'impegno della nostra professione e del CNI, che rappresento, è storicamente stato molto deciso in questo senso. Vorrei proprio partire dall'aspetto sociale delle mafie. Come ha più volte sottolineato il giudice Giovanni Falcone, il fenomeno della criminalità organizzata, prima ancora di essere un fenomeno prettamente criminale, è frutto di relazioni sociali e di un comportamento umano. La promozione continua di una solida cultura della legalità e lo sviluppo di codici etici e deontologici, fondamentali per il mondo dei professionisti, sono armi importantissime di contrasto e prevenzione dalle mafie. La cultura della legalità rappresenta un perno centrale nella vita democratica ed economica del nostro Paese, nonché un presidio che assicura anche i principi di eguaglianza e giustizia sociale. L'impegno del CNI nel contrasto del fenomeno della criminalità organizzata è sempre stato netto e deciso. Il nostro codice deontologico, al punto 5.3, afferma chiaramente che costituisce una grave violazione deontologica lesiva della categoria professionale ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare. Infatti essere conniventi con le mafie o avere contatti con realtà in odore di malaffare è lesivo per la reputazione di tutta la nostra categoria e penso anche quella di tutti i professionisti. Bisogna essere netti in questo senso e applicare tolleranza zero verso chi cerca scorciatoie o relazioni torbide per raggiungere o un appalto o una commessa, perché questo danneggia soprattutto quelli di noi che operano da sempre nella legalità, anche in mezzo a tante difficoltà e le crisi degli ultimi anni. Taglio, sarebbe un po' più lungo l'intervento, ma mi ero fatto due parole perché ero molto intimorito da quello che c'era da dire. Perché mi sono sempre sentito molto piccolo su un tema così grande. E a me è capitato, come consigliere del CNI, di dover giudicare dei colleghi che sono stati radiati dall'ordine locale per mafia. E non è stata una cosa semplice, o forse è stata tecnicamente semplice, ma internamente difficile. E guardando tanti video, leggendo molto per prepararmi questo intervento di saluto, ho capito quanto ero piccolo in quel momento in cui comunque non ho permesso a un collega di poter reiscriversi a un ordine e di non poter più esercitare la propria professione, che è una pena che si associa a fianco a quelle penali, civili e quant'altro che sono in possesso degli ordini professionali. È stato giudicato, non è stato riscritto, ma evidentemente mi sono sentito veramente non in grado di andare a fondo di quello che stavo facendo. Però penso che ci sia da stare attento. Erano colleghi che provenivano da altri territori d'Italia, ma anche qui abbiamo dei campanelli di allarme. Ci sono dei campanelli di allarme perché agli ordini di tanto in tanto arrivano delle interdittive. È difficile capire se siano legati a fenomeni prettamente locali o più generalizzati, ma ormai anche nel locale dobbiamo iniziare a ipotizzare che ci possono essere dei problemi di infiltrazione mafiosa. E così su 15.000 iscritti di ingegneri agli ordini del Veneto può capitare sempre più frequentemente che arrivino questi avvisi. Ho ascoltato, fra le varie cose, la tua intervista, Eva, alla televisione, tutta quanta, e incalzavano un po' nel sapere, ma ci sono già dei casi o lo fate preventivamente? Probabilmente hai detto la cosa giusta, poco dipende, bisogna che gli ingegneri diventino delle sentinelle perché anche noi abbiamo uno strumento per poter segnalare questo fenomeno. E chiudo velocissimamente ringraziando ovviamente
le presidentesse Eva Gatto e Eleonora Dalla Corte. E il Veneto ha una grossa anomalia territoriale dove, a fronte di pochissimi ingegneri donne che ci sono in Italia, noi abbiamo un sacco di presidenti donne degli ordini, e mi sono chiesto, ma questa sensibilità è la prima volta, è tanti anni che giro nel mondo ordinistico, ma è la prima volta che mi capita di partecipare a un convegno con questo titolo, che sia proprio la sensibilità delle colleghe che poi ha fatto scattare questa volontà di fare questo convegno. È una cosa che insomma mi tengo nelle mie riflessioni, ma condivido con voi, mi fa molto piacere. Insomma, speriamo che si possa ripetere il prima possibile. Buona giornata a tutti. Grazie mille. Grazie. Ma è con noi anche l'onorevole Marina Marchetto Liprandi, che ci porta i suoi saluti, se è così gentile a venire a darci un saluto, di Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Antimafia. Grazie di essere con noi, e, insomma, ascoltiamo volentieri le sue parole. A tutti, io innanzitutto mi scuso per il ritardo dovuto ad un imprevisto familiare. Nulla di grave, un mio nipote, quando gli ho detto lavati le mani che è pronto il pranzo, era già arrampicato sull'albero e quindi si è slogato un attimino, quindi mi ha portato un ritardo di un'ora sulla mia tabella di marcia, e chiedo scusa perché istituzionalmente non dovrebbe succedere, ma quando sono a casa sono anche nonna. E sono particolarmente orgogliosa di essere qui in rappresentanza anche della Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. Questo governo è particolarmente attento alle varie infiltrazioni in tutte le sue declinazioni. Penso sia a conoscenza di tutti quello che si sta facendo, e penso anche che sia da intervenire a livello culturale, proprio perché ci debba essere una necessità, sentire una necessità per la supremazia della legalità in tutti i suoi aspetti. Siamo tutti chiamati a fare il nostro dovere, e in tutti gli ordini e gradi della pubblica amministrazione, delle forze di polizia, dei controlli, degli enti locali, dei comuni, che sono i più vicini sul territorio. Quando si sente che non c'è la continuità generazionale in alcune aziende e che diventa presidente di qualche associazione, di qualche SPA, non Salus per Acqua, ma società per azioni, qualche persona che non è non solo del territorio ma anche conosciuta, bisogna alzare le antenne, secondo me. E ho trovato una favorevole sponda anche fra le forze dell'ordine. Questo io penso sia basilare, perché proprio per il principio di sussidiarietà tutti dalla base dobbiamo fare il nostro dovere, proprio per essere sentinelle, come diceva l'ingegnere che mi ha preceduto. Io sono qui per prendermi gli appunti e sono particolarmente grata per le osservazioni che verranno fatte, per la sensibilità dimostrata dagli organizzatori su questo tema. Un tema che ci riguarda, ripeto, tutti, indistintamente, dalle piccole attività commerciali fino a quelle che includono attività economiche molto importanti, che poi sono anche decisive nella vita politica, se permettete. Quindi, riscusandomi per il ritardo, starò qui fino alla fine e sarò ben lieta di essere ponte tra il nostro territorio e il palazzo cosiddetto, che non deve essere visto come una cosa avulsa, lontana. Se sono qui è proprio per questo. Io vi ringrazio.